Buon pomeriggio, siamo qui aperitivo. Volevo solo Berto saluta tutti i fans. Oggi 6 maggio, un ricordo importante per noi friulani. Io avevo 13 anni, quindi quella volta ti dicevano vai fuori di casa, esci di casa immediatamente. Adesso invece ti dicono stai a casa. Siamo alla seconda fase. Dobbiamo tornare a vivere, io spero di riuscire a venire fuori da questa, soprattutto per i miei amici ristoratori, baristi, commercianti che hanno i negozi, le robe vergognosissime che devono aprire. Anticipiamo per cortesia, con discrezione, con la cosa allontanamento sociale, come si chiama là, distanziamento, adesso sono parole, distanziamento, virus, parole che ormai abbiamo imparato a fare, a dire, a convivere, eccetera, però questi qua, anche i miei amici del teatro, artisti, cantanti, DJ, che conosco tanti DJ, tutti quelli che in questo momento sono fermi, che chissà quando riprenderanno, anche perché sarà difficile andare a riprendere, però io spero che a giugno finisce tutto, riprendiamo almeno fare una mezza estate di, no, miei amici DJ, di spettacoli, di cosa, pensa a quanta gente, anche i bagnini, tutta quella gente lì. Comunque, la speranza è sempre l'ultima a morire, dico, io sono un po' così pessi ottimista, però oggi volevo fare questa barzellettina qui, non so se l'ho già fatta, però è un po' strano, me l'ha mandata un mio amico che lavora nei mobili, e allora praticamente c'era questa signora che ha preso, sai, ha preso all'Ikea, ha preso un mobile da montare, allora arriva a casa, abitava vicino alla stazione Udine, allora a un certo punto monta questa, un bel armadio, due ante, bello grande, a un certo punto quello passa il treno, l'armadio del partiare, e porca miseria, ce l'hai pagato, però insomma manco catenere, allora torna a montarlo, aperta, fissa bene perché erano avanzate 2 vite, le fisse bene, tac tac, ben, robusto, ben, passa il treno, brubum, e porca miseria, che non funziona. Chiama l'Ikea, buongiorno, hai tolto un armadio, hai montato, però ogni volta passa il treno, sì, sì, ma fatto, ho seguito le istruzioni, guarda, è una cosa vergognosissima, perfetta, eccetera, però ogni volta che passa il treno, io non sai. Alle A che non funziona, no? Ma guarda, mi mandi un tecnico, vabbè, guarda, allora adesso appena mi rientra il tecnico, ma l'indirizzo arriva il tecnico, glielo monta, ticchetta, signora, ha fatto tutto a posto, regolare, sì, è una roba regolare, in quello passa il treno, buon partiere, e porca miseria, aveva ragione, sì, ma io dismonati, sei clamate, torni a montare, aspetta che lo fissino un momento da urla, ecco, fissato, ben, passa il treno, buon partiere, allora facendo le robe, signore, come lo monti io, voi dentro, e qua che passa il treno, via di sale la vibrazione alta, magari il muro che si muove, perché così lo fissi in bene. Allora, lui, questo qua va dentro l'armadio, intanto che aspettavano il treno, campanello, arriva il marito della signora. E porca miseria. Arriva lei, in quello passa il treno, tac, cade, ven fuori sto qua, ma lei cosa fa? Qua. Guarda, è meglio che ti dico che ti ho fatto l'amore con tua moglie, perché se ti dico che aspettavo il treno non mi credi. Signori. Una roba vergognosissima, 6 maggio 76, io c'ero, tanti purtroppo in ricordo di quelli che non ci sono più, io ho perso anche degli amici, e è una cosa, e rimane sempre, sono ricordi indelebili, come rimarrà questa pandemia che ci ha un po' allontanato, però torniamo a abbracciarsi, mi mancano gli abbracci, mi mancano i baci, gli amici, le amiche, mi mancano l'abbraccio che torneremo a averlo, intanto stiamo un po' in distanziamento sociale, usiamo mascherina, guanti se andiamo via, eccetera, signori. Dal Gala, Casa Galas, sempre seconda fase, una roba vergognosissima. Ciao, ciao, ciao.